quindi classe 1948, e hai iniziato la carriera di pastorello? A 4 anni Venuto su, a Piancavallo. mi hanno portato su. È un signore di Gais, Cesare, che merita ricordarlo. E lì hai iniziato subito a lavorare, di fatto. Certo, Quali davvero. erano le sue mansioni? Convincevo le pecore con un bastone ad andare a farsi mungere. Il problema era uno solo, che i primi giorni si mungeva nel moltren, che era una struttura dei muri a secco, e il rischio era di cadere per terra. I primi giorni si cadeva nel duro, i giorni dopo si cadeva nel morbido. Crescendo, gli anni successivi, quali sono state le sue mansioni? Dopo ho fatto carriera, ero detentore di un gregge di tacchini. Poi ho fatto carriera di nuovo, ero detentore di un gregge di sterpe, pecore non produttive, 6 vitelle. Poi abbiamo traslocato, siamo venuti in via Masega e lì ho fatto per 2 anni il generico. Facevo un po' di tutto e mio papà mi portava ogni tanto a pascolo con le pecore da latte. E lì quando mi sono accorto era troppo tardi perché mi ha consegnato il gregge, mi ha dato la laurea e così andavo via da solo con le pecore. Io, il cane e circa 300 pecore. E questo quanti anni? Fino al 63 abbiamo chiuso, dal 52 al 63. Quindi praticamente piccolissimo, ha dovuto condurre il gregge da solo. Beh, se 4 anni posso essere grande, non lo so. No, ma quanti anni proprio da solo condurre il gregge? E da 9 anni, a 9 anni fino per 4 anni ero da solo. E quindi salivate a maggio, giugno? Maggio con le pecore prima, poi arrivavano le vacche, poi si scendeva a settembre, la Madonna di settembre, si scendeva con le vacche prima, poi si rimaneva con le pecore che non si mungevano più e poi si scendeva, andavamo e si scendeva e se le riportavamo ai proprietari i primi di ottobre. La giornata tipo iniziava presto? Si iniziava la mattina alla luce dell'alba e mungere le pecore, mungere le vacche, e colazione, pulizia della stalla, poi ognuno partiva per i suoi lavori. Il pranzo di mezzogiorno non esisteva, si mangiava alle 3:30, finito il pranzo si mungevano le vacche, le pecore e poi tutto rinchiuso nei recinti e poi si andava a dormire. Giornata lunga quindi. Beh, Chi è che faceva il formaggio della sua famiglia? prima era mia nonna, poi mio papà. Ecco, ci racconti qualcosa di sua nonna, classe 1000? 884, era analfabeta, poveretta, e come posso dire, aveva i capelli tutti arruffati perché metteva un po' di olio per i pidocchi, metteva un po' di... purtroppo era così, non c'era altro da fare. Comunque era lei, la chiamavano Reginona, perché lei quando andava a pascolo con le pecore aveva 2 bastoni. Perché? Non lo so che lei ne aveva 2, uno per mano. E quindi era la nonna che faceva il formaggio. Sì, Che tipi di formaggi facevate? Facevamo il classico montasio, che oggi si chiama montasio, formaggio, ricotta e burro. Quelli erano i prodotti che si facevano quella volta. Quindi i vari tipi, allora la ricotta che veniva venduta. Sì, veniva trasportata giù in paese a dorso di mulo e poi veniva venduta a una cooperativa. Io ero piccolo perché il formaggio, c'erano dei commercianti, tra virgolette uno di Trieste, che veniva a prendere il formaggio e lo portava via lui quella volta. Il burro, quello che si riusciva a vendere, se no lo cucinavano e facevano il burro che oggi è diventato una prelibatezza, mi hanno detto. Ah sì, il burro chiarificato. Sì. Ecco, burro clarificato. E quindi facciate il primo sale che veniva venduto. Il primo? Il primo sale? Sì. Il formaggio veniva fatto, il formaggio salato e mandato via. Quindi avevate una salamoia. Sì, nel stanziot, che era chiamiamola cantina se abbiamo coraggio, nel stanziot c'era la salamoia, una vasca di cemento, che l'abbiamo anche qua, e veniva messo dentro le forme di formaggio, non mi ricordo quanto tempo rimanevano dentro, e poi per controllare se il sale era la dose giusta, chiedo a lei adesso cosa faceva mia nonna. Qualcuno me l'ha detto prima, Allora... un uovo di gallina. Allora non serve più che glielo chiedo, se lo sa. Va
effettivamente non c'erano altri strumenti. Sua nonna non aveva neanche il termometro, immagino. No, non aveva il termometro. Il termometro è arrivato dopo col progresso. All'inizio usava il braccio per fare il formaggio, per la temperatura. Il termometro, come per il caglio, usavano l'intestino di un agnello, di una capra, di un capretto. Poi è arrivato il caglio, mi ricordo il caglio Graco e mi ricordo il misurino di alluminio, che era una cosa, per un bambino era una cosa bella da vedere. Quanto si ricavava da una mungitura di una vacca all'epoca? Quanto? Quanto si ricavava dalla mungitura di una vacca giornaliera? 10-11 litri, 9, 7 conforme, c'erano quelle più brave e quelle meno brave, e purtroppo era così. E a quanti anni ha iniziato a mungere lei? 8, 3 vacche quelle tenere, mi lasciavano quelle più tenere. E poi c'era la soddisfazione che c'era la mucca cattiva che ti dava la frustata con la coda, la mucca invece quella amorosa che ti appoggiava la coda ben inzuppata nel collo e sentivi scendere. Era così. Se un animale, una pecora o una mucca stava male, c'erano dei rimedi che applicavate da soli? Bisognava arrangiarsi. Veterinario mai visto. Se una pecora si rompeva una gamba facevamo gli ortopedici, facevamo tutto in casa, dall'antinfiammatorio alle stecche venivano fatti e si isteccavano le bestie, le pecore, specialmente le pecore. Sì. Le vacche no, perché non mi ricordo di aver mai visto fatti interventi su vacche. Ecco. Ci descrive un po' questa steccatura delle pecore? Quando una pecora probabilmente infilavano il piede su una scaffa, una fessura, le altre spingevano, non riusciva a tirar fuori la zampa e lì si rompeva. Allora si preparava l'antinfiammatorio che era fatto da chiara d'uovo e ortica, si faceva il pestef, uno straccio possibilmente pulito e 6 stecche col filo di ferro collegate fra loro. Si prendeva l'animale e lo si buttava per terra, mio papà gli metteva il piede sotto l'ascella, tirava e mi diceva senti tu con le dita se ho messo bene l'osso, e dopo si metteva l'antinfiammatorio, lo straccio e si tirava le stecche col filo di ferro con le tenaglie a bloccare l'osso. Poi c'era ad esempio quando una pecora zoppicava si usava il verderame, classico delle viti. Veniva pestato fino col martello a ridurlo in polvere, si prendeva la pecora, la si buttava per terra, io lo facevo da solo, buttavo la pecora per terra, risalivo d'osso, tiravo fuori nella tasca della giacca, da una parte avevo la fetta di polenta, dall'altra avevo il solfato di rame in polvere, tiravo fuori la carta, mettevo un pizzico di polvere in mezzo alle unghie, però dopo bisognava stare attenti perché bruciava, e la pecora, è chiaro, non bisognava molare di colpo e dopo mettevo via la carta, tiravo fuori la polenta e mangiavo. Era così, era così. E quindi non c'era solo lei, c'erano anche altri bambini ovviamente in Malga. C'era qualche momento di svago per voi? Sì, quando facevamo baruffa, quando spostavamo il recinto delle pecore che aiutavamo, facevamo baruffa come tutti i bambini del mondo. E non ci prendevamo sassate, ma ci prendevamo agnacole de fera. La pecora faceva i suoi bisogni, si essiccavano, noi ce li tiravamo dietro. Era così. Poi c'è stato anche bullismo. Io mi ricordo in Valfreda c'era un certo Luigino, che è ancora qua, e abbiamo mangiato la minestra, perché la minestra ai bambini la davano sul piatto e agli uomini sulla scodella, perché se si rovesciava gli uomini dovevano mangiare, i bambini passavano domani. Allora ho mangiato la minestra e questo Luigino mi ha detto facciamo la sfida, buttiamo il piatto di alluminio, non di ceramica, chi lo butta più lontano e chi perde va a prenderlo. Allora mi fa butta tu che sei più piccolo, io l'ho buttato e mi ha detto adesso vai a prendertelo. E col bullismo c'era anche quella volta. Com'era la vostra alimentazione? Menù fisso, caffè di orzo, di frumento, di quello che c'era,
polenta e cavo alla mattina, alla domenica una fetta di salame che da Valfreda attraverso si vedeva a Pordenone, senza dubbio di sbagliare, ma soprattutto per il colesterolo, quello era il problema. Poi a mezzogiorno non esisteva, si mangiava alle 3:30 quando rientrava il gregge delle pecore. Anche qui menù fisso, minestra de perot e un po' di formaggio di quello che si gonfiava. Alla sera polenta rosta e puina mola, la ricotta di primo affioramento, mia nonna la raccoglieva con la ciazza sbusa, metteva dentro anche un po' di siero per aumentare il volume e si mangiava con la polenta arrostita. Poi tutti a dormire. Ecco, ci descrive due piatti di cui ha parlato, due cibi di cui ha parlato, il cavo e la minestra di telo. Il cavo, mia nonna usava la panna di affioramento un po' del giorno stesso e un po' del giorno prima, perché diceva che con un po' di acidità era meglio. Metteva la quantità giusta, tirava fuori da sotto il fuoco le braccia, appoggiava la farsora, non antiaderente, non lagostina, farsora di puro ferro, e la lasciava lì circa 30-40 minuti. Poi il fuoco naturalmente scoppiettava, entrava un po' di cenere, entrava un po' di carbone, ma faceva parte degli aromi di condimento, gli aromi giusti. Qualche volta metteva dentro anche le lumache. Naturalmente le lumache le faceva bollire prima, le estraeva con un chiodo arrugginito e buttava dentro tutto. Non c'era nessuna... perché diceva che non serviva pulirle perché erano state purgate 2 giorni sotto il barattolo, che non mangiavano, sono purgate. Invece a mezzogiorno la minestra de perot, perot è un spinacio selvatico che in italiano si chiama il buon Enrico, e lei usciva, raccoglieva questo perot in mezzo alle ortiche perché quello in mezzo alle ortiche veniva più grande, gli dava una scolatina e lo buttava dentro una pentola. E io l'ho sempre odiato perché li spava in una maniera che faceva schifo, ma la fame vinceva, avevi fame e mangiavi. E poi un pezzo di formaggio di quelli fatti che si gonfiavano le forme perché quello buono bisognava venderlo. E alla sera, come ho appena detto, la ricotta di firmo ferramento con la polenta brustolita, quella era buona. Il dolce, una volta all'anno, la ricotta che potete farlo anche voi, una ricottina fresca senza sale, un po' di cacao, un po' di zucchero e un po' di latte. Si mescola, finché si ottiene una crema. E quando lo facevo io nel piatto di alluminio, assaggiavo per non sbagliare le dosi e mia nonna si è accorta, mi ha portato via il piatto e mi ha detto in italiano: il dolce si mangia alla fine del pranzo, così finita la festa. Poi c'era la sarenta, che la facevano ogni tanto, si faceva la polenta, poi si rimetteva dentro nella cialliera un po' di polenta quanto basta alle persone che erano presenti, si aggiungeva un po' di latte, un po' di ricotta e un pizzico di sale, diventava come un semolino, si mangiava tutti assieme nella cialliera col cucchiaio e chi era più svelto mangiava più degli altri. Questo era il sugo. I due compari in malga con l'alto, uno fa la sarenta, arriva l'altro, cominciano a mangiare e lui gli dice: come ti pare la sarenta? E l'altro era balbuziente, ha cominciato che. Quando si è accorto era troppo tardi, la sarenta non ce n'era più. L'ha rifatta dopo 15 giorni, l'altro gli riprende la stessa domanda e lui fa fiu! Questa era la sarenta. Una vita dura, quindi le docce non ce le avevate? No, per la gioia dei bambini, 100 giorni senza lavarsi. Era così. E a cavallo sappiamo che è una zona non è tanto ricca di acqua, no? Sì. Quindi per far bere gli animali? Per gli animali, allora, ho detto prima che in Piancavallo sono state fatte dopo la Grande Guerra 8 malghe, 4 sulla cresta esterna e 4 all'interno. E quelle sulla cresta esterna 3 avevano la vasca con il recupero dell'acqua piovana. Poi c'erano le lame che si facevano. Le lame era una tattica per fare le lame perché non era una cosa semplice. Veniva fermata l'acqua, poi mettevano le pecore a dormire in maniera che calpestavano il terreno, compattavano il terreno e poi su certe posizioni queste lame era come una piccola diga, una piccola barriera. Si apriva per andare a prendere le rane.
e tiravano via i sassi, fuoriusciva l'acqua e si catturavano le rane. Quando venivamo su, io e mio padre, a chiudere le vasche dell'acqua, si vedeva che la lama era stata aperta. Allora mio padre diceva, alle stacche da barfe, ma io a casa mia ho mangiato le rane. Quindi qua su in Piancavallo tutti più o meno i malgari erano della zona di Aviano. Sì, più o meno tutti di Aviano, sì. Frazioni di Aviano, però tutti di Aviano. A esclusione una malga che era fuori sulla cresta esterna, la malga del dottor Pugliati di Assano Decimo, che era privata, e un'altra malga, quella che quando si arriva in Castaldia, che era della SFAI di Granzotto, che portavano su le loro vitelle, ma era terreno privato però. Invece qui era tutto terreno Qui era invece comunale, demaniale, terreno gestito dal comune di Aviano, tutto il comune di Aviano. con l'appalto, con gli affitti, i contratti, tutte quelle cose lì. E la forestale veniva a controllare sia la quantità del bestiame che veniva ammonticato, sia per l'associazione delle legna per uso della casera per fare il formaggio, era la forestale che ogni tanto passava. Quindi sostanzialmente anche suo papà gestiva animali non suoi. Quindi Esattamente, ti davano le pecore, ad esempio mio papà partiva da Meduna di Livenza a San Marco e veniva su a piedi formando il gregge, davanti la mula con la carretta e dietro lui. Poi le vacche, c'era gente di Aviano che ci davano delle vacche, ma anche gente di Barcis, di Contron, e a San Pietro veniva pesato il latte, arrivavano i proprietari, pesavano il latte, in base a quel peso di quel giorno si dava un coefficiente, si dava un quantitativo di formaggio. Ecco un'altra cattiveria che mi hanno raccontato, che per denigrare le donne di Barcis, che venivano su le donne di Barcis ed erano un po' sfacciate. Allora c'era un grazie a Dio Gotet che gli ha fatto la polenta e queste signore gli hanno detto ma mangiare polenta e polenta, buon vedere un po' di formai, ma loro tagliavano e mettevano via e lui diceva fai conto a mangiare il vostro, non state a avere riguardo. Quando sono arrivate in Pian delle More si sono accorte che aveva tirato fuori mezza forma di formaggio e gli aveva dato, sono tornate su, hanno protestato e lui gli ha detto ma io vi ho detto che era del vostro. Questa era una battuta così. Quindi il formaggio veniva prodotto e tenuto qua per quanto tempo? Non tanto, perché la cantina era quello che era e dopo bisognava anche venderlo per prendere qualche soldo, perché purtroppo le ricotte ogni settimana andavano giù, col mulo, con il burro anche, come ho detto prima, il formaggio o con la mula o con la slitta andava giù insomma. Per quanto so che interveniva il fattore neve anche nella preparazione. No, la neve noi non siamo mai... sulla preparazione del burro? Sì. Sì, per far d'estate col caldo si usava un po' di neve per far calare la temperatura della panna. Allora, incosciente mio padre mi mandava a me prima in una spelonca e poi sul pian della neve si andava lì col coltellazzo, si grattava un po' la sporcizia che era sopra con un carneiro della Puina, che sarebbe il sacchetto dove si metteva la ricotta scolare, in dialetto lo chiamiamo il carneiro, mettevo dentro un po' di ghiaccio, un po' di neve gelata, si arrivava giù, lo si metteva dentro nel boc e dopo 40 minuti veniva fuori il burro. E assieme al burro rimaneva la battuta, il liquido, perché una parte si solidificava e quell'altra rimaneva liquido. E la battuta si beveva volentieri, era un po' acidina, quello che si riusciva a rubare ai maiali, perché era destinata ai maiali e se la facevi franca. Sì, perché tenevate anche i maiali qua su. Sì, ogni casera aveva, per sfruttare il fatto del siero, una volta fatto il formaggio e la ricotta avevi il siero. E per mettere i maiali o si ricavava nella stalla delle vacche un angolo, un box, dove si metteva il maiale, oppure venivano usufruite le vecchie strutture delle malghe vecchie, dei muri a secco, coperti alla buona di Dio. Ad esempio, mia nonna in Valfreda aveva una specie di polaio ricavato fra il muro della casera e la montagna che era stata scavata ed era coperta da una lamiera dell'aereo tedesco che era caduto nel Chastelat,
anche le Malghe hanno vissuto la guerra, ecco, questo è ad esempio, ai maiali, per quello che io non ho mai messo il piercing, perché mettevamo il piercing ai maiali se non andavano a rompere il prato delle vacche. Mi sembra che si dice grufolare, ecco, ho imparato anche l'italiano oggi. E si metteva il piercing, io da quella volta non ho voluto mai saperne del piercing. Come veniva gestito il pascolo? Cioè c'erano delle zone che erano riservate per un periodo e poi si faceva riserva. C'era il pascolo delle vacche per le vacche da latte, poi i pascoli secondari per le pecore. Si usava, ad esempio, adesso il bosco si è infoltito molto, quella volta no, era molto rado, si andava sul bosco e se no si andava su nel Cimon di Furlani. Quando eravamo in Piamasega, l'alta via dei Rondoi, che i signori del CAI decantano tanto, l'alta via dei Rondoi io l'ho fatta con le pecore, fino dalla punta del Cimon. Scalzo o aveva qualcosa ai piedi? Sciapens. Sciapini. Sciapens, avevo i sciapens, sì. Fatti in casa. Sì, brava, fatti in casa, fatti in casa. Ed era molto pericoloso perché la montagna era in piedi, molto ripida e dovevi stare attento perché se scivolavi avevi i tuoi problemi, E quindi voi facevate formaggio mescolando latte di pecora e latte di vacca. Sì, e qualche volta mia nonna aveva un paio di capre per fare la ricotta, perché diceva che la ricotta con latte di capra veniva più leggera, perché mi sembra che il latte di capra sia più magro degli altri, ecco, così. E, quindi per un bambino c'era anche il fattore nostalgia. Eh, era... Comunque mio papà mi dava un permesso di 36 ore, andavo giù e 40 minuti nel mastello di legno in ammollo per pulirmi, per lavarmi e poi mi mandava a tagliare i capelli perché sennò diventavo un capellone. Allora mia mamma mi mandava dal barbiere che chiudeva il naso lo stesso e mi tagliava i capelli. Tutto per sentiero, la strada di Sì, andata. sì, e poi hanno iniziato a fare la strada del Piancavallo e c'era un signore che portava su gli operai e mio papà chiedeva a questo signore se mi dava un passaggio e lui diceva alle 7 il treno parte. Io una mattina sono arrivato 2 minuti di ritardo, mi ha visto, mi ha lasciato lì, è venuto su. E allora mio padre l'ha rimproverato e ha detto: ma vos, al canai, il treno alle 7 parte e non aspetta nessuno. Così ho imparato ad avere l'orologio avanti. Quindi qua di comfort ce n'era pochi, la luce ovviamente non c'era. Luce? Sì. No, avevamo il lampione a petrolio che faceva proprio come una candela, una penombra, ma non c'era bisogno perché col buio si andava a dormire. Non c'era altro, non c'erano pizzerie, night, non c'era niente. Nei giorni di pioggia lavoravate uguale. La stessa roba, sotto l'ombrello. Si mungeva sotto l'ombrello, si andava a pascolo sotto l'ombrello e quando andavo a pascolo con le pecore mi arrivava il cane sotto l'ombrello, si scuoteva l'acqua di dosso così avevo l'acqua sopra e anche sotto. Era così. Quindi avevate un solo cane da pastore per 200 pecore. Sì, Moro, si chiamava Moro, era un cane fuori del normale, che infatti mi ricordo un giorno che mio papà aveva mollato il toro alla sera a mangiare, è arrivato un signore di Barcis, e mio papà gli ha urlato: stai attento al toro che è libero, e il signore ha detto: non hai paura del toro io, e il toro gli ha corso dietro. Allora mio padre gli ha mandato il cane, e il cane è intelligente, prima gli ha morsicato la gamba e poi l'ha preso per la coda in maniera che non poteva calciarlo, no? È l'esperienza della vita, anche loro dovevano salvarsi. In questa stagione estiva che passavate qua c'era qualche momento di festa, qualcosa? L'unica festa era la messa degli alpini, quando faceva il 1° la prima domenica di agosto si andava a messa, mia nonna mi raccomandava di andare davanti perché il Signore vuole i bambini in prima fila e io ero ubbidiente, a mia nonna avevo sempre il posto in prima fila. Quando sono andato a fare il servizio militare sono ritornato, sono andato alla messa degli alpini, è arrivato un bambino che era in Malga e ho capito perché avevo il posto in prima fila.
non serviva chiedere, era tutto... Poi si andava, ricordo che mia nonna mi dava 10 lire, 15, e si andava al rifugio del CAI e prendevo 3 caramelle. Era la festa, il giorno di festa, le 3 caramelle, e bastava così. Così non c'erano problemi di analisi, di zuccheri, di colesterolo, non c'erano problemi di niente.